Allora, mentalmente abbiamo capito, secondo me, che la Serie B è tutt'altro campionato rispetto alla Serie C, quindi queste sconfitte ci devono fare, fra virgolette, bene. Dobbiamo capire che noi dobbiamo dare sempre il 100% e che la squadra ha dato sempre il 100%, perché secondo me anche Foggia ha fatto una buona partita. È chiaro che non è arrivato il risultato, quindi dobbiamo metterci qualcosa di più, a partire da me stesso, a partire dai giocatori e da tutti. Campionato difficile dove non dobbiamo perdere questa categoria che con sudore tutta Padova si è conquistata e quindi dobbiamo soffrire. L'appello che faccio oggi è che dobbiamo soffrire tutti insieme, società, giocatori, staff, tifosi e voi giornalisti, che sapendo che questo campionato è la luce per tutti e quindi io lo sapevo. E vi dico una piccola cosa che tanto sapete che io sono sempre onesto con voi. Io dopo i primi 2 risultati la squadra mia non era ancora la mia squadra e quindi era 10 giorni, 15 giorni che devo cercare di trovare la quadratura dove l'anno scorso l'abbiamo trovata a novembre. Io avevo detto, tu mi hai fatto la domanda ma mi sono riferito a te, la macchina da guerra. Sì. Ripeto che quest'anno secondo me diventeremo una macchina non da guerra come lì ma una macchina importante anche noi a novembre. Dobbiamo però mettere punti importanti in cascina e ho trovato delle soluzioni, che secondo me danno un'impronta un po' più alla squadra, quindi di mentalità, di cuore e di situazione di gioco. Anche tattiche. Anche tattiche. Fisicamente come hanno recuperato? Allora, fisicamente secondo me il problema è che tutti adesso dicono perché noi secondo tempo caliamo, è solo una questione mentale. Vi spiego perché. Se avete visto gli ultimi 7 minuti del Foggia, dopo che noi abbiamo preso il 2-1 ci si è liberata la testa, siamo andati avanti e abbiamo avuto 2 piccole situazioni per cercare di pareggiare. Quindi vuol dire che è una questione mentale, non fisica, se no non saremmo passati. Perché? Perché quando tu vuoi sempre ottenere un risultato ti viene la paura. Io ho fatto un esempio del tennista. Quando sei sul 4-0, che sei lì in procinto di vincere, dici cosa faccio? Continuo a giocare allo stesso modo o comincio a conservare e buttare via la pallina? Succede che fai 4-1, 4-2, 4-3, 4-4 e perdi il 7. E la stessa cosa ci è un po' successa a noi. Noi abbiamo fatto questi 2 risultati, volevamo essere conservatori, non lo siamo, quindi dobbiamo essere bravi a svoltare, cioè a fare il nostro gioco. Perderemo ancora delle partite, ma sono convinto che la nostra mentalità ci possa portare a casa dei risultati. Questo è un campionato dove tutti dicono si gioca sugli episodi, ed è vero. A noi in questo momento gli episodi non ci girano, però siamo noi, col mio gruppo, che ho detto non lo cambierei con nessun altro, dobbiamo andare a cercare la fortuna. Non si può dire sfortuna o non fortuna, bisogna andarsela a cercare. Però è interessante questa cosa che dici, dopo le prime 2 partite non era ancora la tua squadra, no. Nonostante comunque i risultati, le prestazioni, l'entusiasmo, quindi non eri ancora... No. Vabbè che un allenatore non è mai soddisfatto, diciamo, però... Personalmente io poi sono anche abbastanza che è difficile da accontentare, però l'ho detto, i miei collaboratori in quel momento lì mi prendevano per visionario e io ho detto non siamo quelli dell'anno scorso, è chiaro che ci vuole... Datemi tempo un po' fino a novembre-dicembre perché ci sono arrivati molti nuovi e quindi avevo bisogno di creare questa mentalità. Però non era la mia squadra, non era quella squadra che voleva giocare 90 minuti a ritmi alti, vuoi per situazioni fisiche, vuoi per situazioni tattiche. E quindi subiva troppi tiri verso lo specchio e quindi prima o poi il gol lo prendi. E quindi ho detto devo andare a ricercare. Ho provato con Cappelletti davanti alla difesa. Ha portato dei frutti, ma evidentemente i tiri erano ancora tanti e quindi dovevo trovare la coperta che qui quando la tiri qualcosa scopri da qualche parte, però dovevo trovare la coperta giusta. Forse questa scoppola qui, dovuta a un errore, a degli errori che abbiamo fatto, che ci può stare, dobbiamo cercare di svoltare e secondo me questa squadra qui ha tutte le potenzialità per svoltare. È chiaro che abbiamo bisogno di tutti. Ho detto del sostegno vostro, del sostegno dei tifosi, perché questo è un campionato difficile e siamo una squadra neopromossa dove le altre neopromosse, tolto il Lecce, ha 3 punti in più, quindi vuol dire che puoi pagare dazio perché poi la tua qualità verrà avanti più avanti. Ho fatto come un po' il padre che fa con i suoi figli, gli ho detto
che io non li tradirò mai. Se loro mi apriranno il loro cuore come hanno aperto l'anno scorso, noi otterremo dei grandi risultati, soffrendo. Però io questi ragazzi veramente non gli posso imputare niente, perché hanno fino adesso sputato sangue, però non è bastato, e quindi ci vuole ancora di più un'apertura mentale, cioè di essere un po' più liberi. L'allenatore sa che si può perdere, perché io non ho ammazzato Merelli perché ha fatto un errore, anzi per la prima volta finita la partita lo sono andato a abbracciare, perché sapevo che nel calcio ci può succedere, l'ha fatto i grandissimi campioni. Però dobbiamo essere bravi a non cercare di fare queste cose. Ci viene da dire: ha fatto un errore Merelli, dopo non facciamo più tirare in porta la squadra avversaria. Se è brava a scartarci e metterla all'incrocio dei pali, ben venga. Invece loro hanno tirato altre 2 volte con semplicità. Questo gli ho chiesto, di mettere il cuore a disposizione di tutti. Fisicamente ieri, se avevate gli allenamenti di ieri e dell'altro ieri, avevate una squadra molto sul pezzo, e quindi io sono tranquillo, perché noi questi 5 punti ce la siamo sudati, li abbiamo fatti, sono con tutte le squadre che abbiamo giocato, sono 5 punti importanti. È chiaro che adesso ogni partita va fatta come l'anno scorso, come se fosse una finale, e al pareggio e a ogni vittoria dobbiamo festeggiare come se fosse una conquista importante. E non vorrei che qui invece un pareggio e una vittoria sia conquistata come una cosa normale. Vedo che gli altri lo fanno. Ieri il Livorno ha festeggiato 1-1 e ha fatto come se fosse una vittoria importante, perché sa che fare un punto da qualche parte vuol dire mettere qualcosa di importante. Sì, questo cambio di mentalità dentro la squadra e l'ambiente mi pare sia importante. Penso sia la prima volta da quando sei qui che la squadra fa un punto in 3 partite, ma capire che la nuova dimensione è guardare cosa fa il Livorno e non cosa fa il Benevento. Certo, no, è quello. Noi abbiamo fatto un punto in 3 partite dove potevano essere 6, 4, tanti, ma sono stati 1. Per quali motivi? Dobbiamo andare alla ricerca di questo. Non possiamo solo appellarci all'errore di Merelli o il fatto che non era calcio d'angolo, che c'era la punizione. No, dobbiamo cercare di ritrovare in noi stessi quello spirito che era l'anno scorso. È chiaro che ci vuole un po' di più, la dimensione è diversa. Se l'anno scorso tiravamo da 30 metri, molto probabilmente non prendevamo gol. Quest'anno da 30 metri può succedere che possa andare anche all'incrocio dei pali e possa tirare un tiro pericoloso. Quindi richiedo quella mentalità lì. 5 punti secondo me sono tanti con quelli che abbiamo incontrato, potevano essere di più, sì, ma potevano essere anche meno, e quindi l'ambiente deve essere, capire che questa categoria è una categoria importantissima per il Padova e dobbiamo mantenerla tutti. È chiaro che la tifoseria sta facendo cose importanti perché tutte le volte ci applaude così, ma ancora di più dobbiamo stringerci insieme per cercare di ottenere questo risultato. Però io penso di aver trovato la chiave giusta e quindi andiamo avanti su questo. L'anno scorso i cambiamenti erano stati minori, quest'anno sono stati un po' maggiori proprio per trovare questo. Adesso ho trovato una situazione importante, che poi è il 4-3-1-2, che sono convinto che la squadra lo legga meglio, perché sono convinto che avere 2 attaccanti o un 3 quarti con quelle caratteristiche possa tenere la squadra un po' più lontana dalla nostra porta. Certo.